Veramente una manifestazione ricca di emozioni, di significato, di valori, quella che ha avuto luogo sabato scorso, 28 maggio, al centro Giovanni XXIII di Belluno. Un pubblico attento e partecipe ha assistito a 4 per 1, un evento che ha coinvolto le comunità regionali operanti a Belluno in una dimostrazione di riconoscimento e di valorizzazione delle diverse identità che confluiscono in una unica Italia. Organizzato dall'Associazione Bellunesi nel Mondo insieme ai circoli degli abruzzesi molisani, dei sardi, dei siciliani e dei toscani di Belluno, esso ha presentato adotte e profonde riflessioni dei professori Francesco Piero Franchi, Michele Cardinale, Omar Omnis sui diversi percorsi storici regionali che hanno condotto all'unità, sublimi brani letterari efficacemente proposti da Agnese Burigo, Arcangelo Curti e Maurizio Mellino, armonie, voci, stupefacenti strumenti musicali della corale abruzzese Eco Frettorioni, del coro minimo bellunese e del maestro sardo Fabio Melis. Il significato della manifestazione, condotta dall'abile regia di Dino Britta, e l'apprezzamento per chi ha preparato e per i suoi protagonisti sono stati espressi dall'assessore del comune di Belluno Maria Grazia Passuello e dal presidente dell'ABM Gioachino Bratti. Ha fatto seguito allo spettacolo una festosa appendice con degustazione di prodotti tipici delle singole regioni.